Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Amici di Ragioniamoci Sopra, Radio Libertà, Giuliano Zulin con voi, buongiorno, buon pomeriggio. E come sempre noi parliamo di autonomia differenziata perché nessuno ne vuole parlare, anzi c'è sempre un astio nei confronti dell'autonomia differenziata, ma noi invece la amiamo, anche perché, lo diciamo sempre, l'autonomia differenziata è la luce che può illuminare la notte della Repubblica. Ma a tener banco in questi giorni ci sono alcuni articoli della legge di bilancio che chiaramente hanno fatto diventare pazza l'opposizione per un semplice fatto che sono stati inseriti appunto è stata inserita la scelta dei criteri per i LEP, praticamente i livelli essenziali di prestazione, che sono alla base poi dell'attuazione dell'autonomia differenziata, nel senso che se prima non ci sono i LEP non puoi procedere poi all'autonomia differenziata. Cosa sono questi LEP? Livelli essenziali di prestazioni in ambito, in questo caso sociale, quindi che ne so, assistenza disabili, co-housing, assistenza anziani, in modo che ci siano dei criteri più o meno uniformi di base almeno in tutto il territorio nazionale. Cosa è successo? Che appunto nella legge di bilancio sono stati inseriti 3-4 articoli che dicono questo. La legge di bilancio deve fissare in alcuni ambiti appunto i livelli essenziali di prestazione. Poi si procederà con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i famosi DPCM che noi abbiamo tutti conosciuto durante il governo Conte 2, no? Quando c'era la pandemia e nessuno obiettava di fronte ai DPCM che magari violavano i nostri diritti fondamentali, ci impedivano di uscire di casa, non potevamo andare a prendere la pizza al taglio se non era a 30 metri da casa, faccio un esempio banale, non potevamo prendere i giocattoli per i nostri figli al supermercato perché, che ne so, il governo aveva deciso che non erano in vendita in quanto, non so, le giocattollerie erano chiuse, insomma una serie di cose che ricordiamo tutti noi benissimo, decisi con un DPCM, cioè non un atto politico parlamentare votato quindi dai parlamentari e quindi da persone elette dai cittadini, dagli elettori, ma direttamente dalla Presidenza del Consiglio, quindi un atto in teoria amministrativo. Ebbene, adesso diciamo che dentro la legge di bilancio ci sono questi articoli che dicono il Parlamento, la legge di bilancio deve fissare più o meno quanti sono i LEP, no? Quindi deve fissare i servizi di base, ecco, per tutti i territori. Poi successivamente un DPCM, quindi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà emanare un provvedimento che assegnerà le risorse affinché chiaramente dal 2027, non da domani sera, anche perché poi sappiamo noi benissimo che in Italia va un po' tutto per le lunghe, no? Tranne che per le tasse che arrivano sempre presto, bisognerà fissare appunto, cioè darà le risorse i DPCM. Allora cosa succede? Che il PD in particolar modo, ma non solo, anche M5S, ma poi ieri, cioè in questi giorni ci sono anche le audizioni, no, presso le varie commissioni di associazione d'impresa, ma anche non solo centri studi, come per esempio lo Svimez, che si occupa in particolar modo di studiare le dinamiche e i processi che interessano il Mezzogiorno, hanno gridato allo scandalo perché hanno detto ma se facciamo così di fatto cristallizziamo la spesa storica, e se cristallizziamo la spesa storica vuol dire che le differenze rimangono tali e non ci sarà alcun miglioramento di alcuni servizi e quindi di una certa qualità di vita in certi territori, ovvero soprattutto al sud. E un'altra accusa che viene mossa al governo è quella di dire, siccome la Consulta quando dichiarò illegittima in 13 punti la legge Calderoli, quella che dà attuazione all'autonomia differenziata, ricordiamo che 13 sono stati i punti contestati dalla Corte Costituzionale, ma in realtà sono stati contestati oltre 40 punti dalla Corte Costituzionale riferiti ai ricorsi presentati dalle 4 regioni che si erano opposte appunto alla legge Calderoli, ovvero
Toscana, Campania, Puglia e Sardegna. Quindi, siccome si è sempre detto, lo diciamo sempre qui, ragioniamoci sopra, ma lo ribadiamo sempre, che la consulta bocciò la legge Calderoli, sì, allora decise che alcuni punti erano controversi, decise come bisognava farli e poi bocciò tanti ricorsi, tante segnalazioni presentate appunto da 4 regioni guidate dal centro-sinistra. In questo ambito qua della legge di bilancio si dice che siccome la consulta all'epoca aveva detto non va bene la legge Calderoli in quanto la legge stabiliva che si fissavano i LEP, poi dopodiché c'era una delega, tra virgolette, in bianco, possiamo dire, affidata al governo per assegnare le risorse. E quindi la consulta aveva detto no, bisogna passare dal Parlamento perché sia poi per le intese con le regioni, cosa che peraltro non c'è scritto nella Costituzione, ma la Corte Costituzionale, ok, ha detto questo, e poi anche appunto diceva che anche per quanto riguarda i LEP bisogna passare dal Parlamento. Allora le opposizioni dicono no, non va bene questo sistema, diciamo, del governo perché di fatto è una riproposizione della legge Calderoli, perché poi le risorse verrebbero assegnate comunque non con un atto, chiamiamolo politico, parlamentare, ma con un atto amministrativo. Voi adesso vi starete magari addormentando perché direte è tutto un tecnicismo. È un tecnicismo che però sapete benissimo che in Italia i tecnicismi fanno la differenza. Quindi il PD, diciamo, dice no a fissare i LEP con una legge di bilancio e poi un'assegnazione di risorse da parte di un DPCM, da parte quindi del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ora, noi non siamo dei giuristi chiaramente perché non siamo nessuno, però diciamo questo, la consulta diceva che il Parlamento doveva fissare i LEP e quindi se nelle leggi di bilancio vengono fissati i LEP, la legge di bilancio proposta magari dal governo chiaramente poi viene approvata dal Parlamento, quindi un voto parlamentare c'è. Poi se il Parlamento quindi nella legge di bilancio dice che per l'assistenza ai disabili, facciamo un'ipotesi, servono X euro ogni X abitanti e quindi si fissa un livello essenziale di prestazione per quanto riguarda l'assistenza ai disabili, ebbene poi sì, certo verranno assegnate le risorse e quindi non vedo dov'è lo scandalo, no? Visto che è vero che poi verranno assegnate le risorse appunto con atto amministrativo, ma pur sempre le risorse verranno assegnate. Allora il PD dice, però, o lo Svimes dicono, però così di fatto si dice se una regione spendeva 10 e un'altra 20, in questa maniera se fissiamo i livelli essenziali di prestazione, una regione continuerà a spendere 10 e l'altra continuerà a spendere 20, quindi magari non c'è un upgrade, un miglioramento da parte della regione che spendeva meno nei confronti di quella che spende di più. Ora, noi diciamo, può essere anche vero sulla carta, da un certo punto di vista, sulla carta, nella sostanza però è un po' diversa la questione, per un semplice motivo che proprio questo testimonia due cose. Uno, che determinati governatori, presidenti di regione, attuali o precedenti, forse hanno speso male i soldi o forse hanno preferito finanziare altre voci rispetto, per esempio, adesso non so, l'assistenza disabili o l'assistenza anziani. E questo è un punto. Quindi non è che si cristallizzano le disparità, si cristallizza una differenza di azione politico-amministrativa che ha creato le disparità e non è colpa di un governatore delle Marche, della Liguria, del Veneto, della Lombardia, ma è colpa magari di qualche altro governatore di un'altra parte d'Italia che forse ha utilizzato risorse per altre voci, appunto come dicevamo prima, e non per quelle che dovrebbero interessare il sociale e quindi, come dire, un miglioramento dei servizi di benessere offerti ai cittadini, primo. Secondo ragionamento che emerge da questa critica di dire ma così si cristallizza tutto, deriva dal fatto che quindi il tema sono solo i soldi. Cioè se fino adesso le risorse assegnate ai territori italiani, alle regioni, corrispondono a dei criteri, ovviamente non decisi da qualche cattivo o dalla Lega, ma da, come dire, istituzioni qualificate, e questi criteri chiaramente
sono uniformi, no? In tutto il paese, chiaramente, perché non è che c'è uno che gli dai di più, non altro così per simpatia. Sono dei criteri oggettivi. Fissando dei LEP viene fuori che qualcuno appunto è inferiore nella spesa di determinati servizi sociali, e come dicevamo pochi secondi fa, vuol dire che quel governatore o quella regione ha trascurato quella voce di spesa sociale negli anni, ma soprattutto se uno dice ma mi devi cambiare modo di spesa e mi devi trovare un LEP diverso in modo che io abbia servizi più all'avanguardia, più vicini, che ne so, alle regioni, quelle guida in ambito di determinati servizi, appunto assistenza disabili o assistenza anziani, vuol dire in sostanza che vuoi semplicemente più soldi. Quindi allora il tema non è tanto serve equità, serve qua, serve solo da parte del PD, da parte dello Svimes, da parte delle opposizioni che contestano contestano il fatto che ci sia la definizione, la fissazione dei criteri dei LEP dentro la legge di bilancio, non è certo tanto derivante dal fatto che è incostituzionale, non dovrebbe passare dalle commissioni affari sociali, non dalla commissione bilancio, è una violazione della Costituzione, tutte cose tecniche da mettere sul campo, benissimo, ma alla fine la sostanza è una sola. Certi territori vogliono solo più soldi per spenderli come? Adesso noi ci fermiamo un secondo, prendiamo un attimo fiato e guardiamo bene come vengono spesi i soldi in alcune regioni. Prendiamo ad esempio le regioni che andranno al voto fra 3 settimane. E quindi vedremo se è giusto dare più soldi ad alcuni, o meglio, certamente bisogna migliorare i servizi, o invece è giusto cambiare i governatori, che forse certi servizi li hanno trascurati o tanto pensavano che arrivasse qualcosa comunque sempre da Roma a dare una mano e quindi se ne sono fregati di far da sé, di essere responsabili e di lavorare al meglio per offrire il servizio miglior possibile chiaramente ai propri cittadini. Abbiamo appena detto che PD, M5S, lo Svimes, chi più ne ha più ne metta, è contro il fatto che i LEP, la fissazione dei criteri LEP, cioè i livelli essenziali di prestazione, soprattutto nell'ambito sociale, siano inseriti nella manovra perché dicono che è una violazione di qua, di là, di su, di giù, del consulto, tirano in ballo qualsiasi roba, ma la sostanza è che loro vogliono solo esclusivamente più soldi, come se magari il territorio virtuoso, che può essere al nord come al sud, ci mancherebbe altro, in questi anni come è fatto a diventare virtuoso? Non è che ci siano delle persone migliori in determinati territori rispetto ad altri, no, semplicemente ci sono degli amministratori migliori, giusto? Che sanno magari spendere i soldi meglio o almeno ci provano, perché poi i miracoli chiaramente non li fa nessuno. Adesso uno dicevamo vuole più soldi, no? Per dare l'ok all'autonomia, benissimo, ma allora andiamo a vedere come vengono spesi questi soldi. Un mese fa circa sulla voce.info, quindi un sito abbastanza di riferimento per quanto riguarda l'analisi della spesa pubblica e certamente non di centrodestra, ha fatto un'analisi di come vengono spesi i soldi del PNRR a livello regionale. E quindi hanno preso appunto le regioni che vanno al voto, che sono andate al voto, per dire Valle d'Aosta, anche Marche, Toscana, e hanno cominciato a fare le pulci per vedere come non è la situazione, chi spende bene, chi non spende bene. Allora adesso noi abbiamo 3 regioni che vanno al voto il 23-24 novembre, che sono Veneto, Campania e Puglia. Allora, per esempio, prendiamo un secondo il Veneto, leggiamo dalla voce.info, che noi citiamo perché chiaramente è una fonte autorevole, e leggiamo questo, che con 3.000 progetti e 1,33 miliardi di euro, il Veneto è tra le regioni più attive. Ha speso il 42,3% dei fondi, ma sconta ritardi esecutivi per 255 milioni. La sanità è il settore con più fondi, oltre 790 milioni, di cui 209 per l'ammodernamento ospedaliero, 152 per la realizzazione di ospedali sicuri e sostenibili e 135 le case della comunità, con avanzamenti modesti.
Ottimi risultati per le piattaforme di identità digitale SPID e CIE, siamo al 100% in questo caso, e per il sistema duale di istruzione e lavoro, e qua siamo al 91%. Quindi, ricapitolando, 3.000 progetti, 1 miliardo e 3 di euro a disposizione, 42% dei fondi già spesi, una delle regioni più attive, dice la voce.info. Andiamo a vedere per esempio adesso la Campania. La Campania ha ricevuto invece 2,6 miliardi di euro per 2.265 progetti, quindi allora il Veneto ha ricevuto 1,33 per 3.000 progetti. La Campania ha ricevuto 2,6 miliardi di euro, il doppio del Veneto, per 2.265 progetti, doppio di soldi per meno progetti, ma ha speso finora solo il 25,6%. Il Veneto ha speso, abbiamo prima detto, 42,3%, quindi vuol dire che c'è un certo ottimismo. Poi certo il Veneto non è perfetto, ha dei ritardi, bla bla bla, ok, ma qua siamo almeno quasi metà dei soldi spesi. In Campania siamo a un quarto dei soldi spesi. Leggiamo sempre dalla voce.info. Ritardi significativi, Campania qua parliamo, si registrano nella sanità digitale, innovazione e meccanizzazione del settore agricolo, alimentare e cultura. Per i progetti sull'idrogeno spesi solo il 2,1%, cioè 624 mila euro su 29 milioni. Molte misure sono potenzialmente critiche per l'assenza di pagamenti e il completamento previsto per i mesi a venire. Serve un'accelerazione, dice la voce.info, soprattutto su digitale e infrastrutture. Le piattaforme digitali SpeedC e PagoPA Io potrebbero seguire l'esempio di regioni settentrionali già a buon punto. La campagna del governatore uscente Vincenzo De Luca, che va a farla morale sempre in giro, che dice no all'autonomia, e te credo che dici no all'autonomia, non sai come spenderli, per cui è ovvio che non hai tanta, come dire, adesso non dico competenza, ci mancherebbe altro, no, non so se non c'è competenza, voglia, capacità, persone giuste, non lo so, cioè, ognuno trae le sue conclusioni. Detto questo, la campagna ha da spendere il doppio dei fondi del Veneto, ma è al 25% della spesa. Il Veneto invece siamo al 43%. Non diciamo che il Veneto appunto sia il paradiso in terra, perché siamo a metà più o meno della spesa, in Campania però siamo a un quarto della spesa e manca di fatto un annetto, anche meno, alla fine del PNRR. Adesso andiamo in Puglia, dove in Puglia sono 3.247 i progetti presentati in Puglia per un valore di 1,85 miliardi di euro. Spesa effettiva siamo addirittura sotto il 25%. Solo il 6,7% dei progetti è stato concluso, segno di una fase attuativa ancora lenta. Cioè, ripetiamo, 6,7% dei progetti è stato concluso, segno di una fase attuativa ancora lenta, dice la voce.info. Vanno a rilento i pagamenti in sanità, cioè le case delle comunità, ospedali, telemedicina ed esecuzione, in ritardo nella digitalizzazione ospedaliera, 65% delle attività in ritardo per 137 milioni. Difficoltà anche per i progetti ambientali e agricoli. Avanzano invece bene l'assistenza domiciliare, il sistema duale e le ferrovie a emissioni zero. Cioè uno dei problemi del sud è la sanità, nel senso che, lo sappiamo tutti, la gente va a curarsi in altre regioni, soprattutto al nord. Cosa si è fatto col PNRR? Sappiamo che il PNRR destina più soldi alle regioni del Mezzogiorno, il 40% di tutta la somma, cioè i famosi 209 miliardi, sono per il sud, cioè vuol dire circa quasi 100 miliardi. Abbiamo appena visto che per quanto riguarda i progetti che sono più o meno gestiti dalle regioni o affidati in esecuzione alle regioni, abbiamo visto che il Veneto ha preso 1 miliardo e 3 ed è arrivato a un'attuazione del 42%. La Campania ha preso 2,6 miliardi, il doppio del Veneto, e siamo praticamente a una spesa finora del 25%, 25,6%. In Puglia sono arrivati, cioè, progetti per 1,85 miliardi, quindi 500 milioni più del Veneto,
e la spesa effettiva è addirittura inferiore a quella della Campania, 25%. Ricordiamo in Puglia, governatore uscente Michele Emiliano, PD. Solo, e lo ribadiamo perché bisogna dirsi queste robe, solo il 6,7% dei progetti concluso. E dice la voce.info, articolo analisi di più o meno un mese fa, fase attuativa ancora lenta. Uno dei problemi che dicevamo del sud, cos'è la sanità? Dice la voce.info, vanno a rilento i pagamenti in sanità, case della comunità, ospedali, telemedicina. In ritardo nella digitalizzazione, ritardo della digitalizzazione ospedaliera, 65% delle attività in ritardo. Ora, noi non è che, cioè quando adesso si andrà a votare, no, appunto il 23-24 novembre, però bisognerebbe un po' spargere la voce, ricordarselo, dirlo a un amico, perché cavolo, cioè il PNRR nasce dall'emergenza pandemica, si dice ok, bisogna rifare un po' tutto e accelerare, all'epoca si diceva la transizione ecologica digitale e anche la sanità, chiaramente integrandola appunto con una transizione ecologica digitale, quindi digitalizzazione della sanità, maggiore efficienza che va incontro anche al fatto che ci sono meno medici, meno infermieri, quindi i robot, le macchine, gli algoritmi aiutano, no? Per esempio a smaltire le liste d'attesa e non solo. E cavolo, stiamo vedendo che a livello poi di attuazione di questi progetti, che i soldi ci sono, siamo indietro. Siamo a un quarto dei progetti attuati in Campania e in Puglia. Un quarto, ripeto, l'ho detto prima, il Veneto è al 42%, non è che brilla, che è la stella cometa, almeno siamo quasi a metà della spesa, comunque il percorso è quello lì. C'è ancora tanto da fare anche in Veneto, sicuramente. Ci sono 3.000 progetti, forse magari possono essere tanti, nel senso che magari possono essere piccoli, a volte quindi anche di difficile attuazione, però si procede, si va avanti. Cavolo, è fra le regioni più attive, dice la voce.info. E noi l'abbiamo detto prima, non è che in Veneto ci siano persone diverse rispetto alla Campania o alla Puglia, non è che in Veneto siano più intelligenti o più, che ne so, ingegnosi rispetto alla Campania e alla Puglia. Ci sono persone brave e non brave in Veneto, in Campania, in Puglia. Il problema rimane la pubblica amministrazione e l'impulso, l'input che può arrivare appunto da un governatore. Un governatore che forse magari pensa di più a far politica a livello nazionale, a avere dei titoli sui giornali, che ne so io, a gestire determinate partite nel proprio territorio, piuttosto che magari spingere e insistere, urlare affinché questi soldi vengano effettivamente spesi del PNRR, anche perché ricordiamo che questi soldi, come i soldi più o meno della spesa pubblica italiana, sono a debito. Ora non tiriamo fuori il discorso di dire che il debito poi graverà sulle nuove generazioni, ne abbiamo ammassati di debito i giovani, tutti questi discorsi qua che lasciano il tempo che trovano, però cavolo, se qualcuno ha speso male i soldi, però bisognerebbe anche dirlo, cioè perché poi alla fine adesso andiamo ai programmi, si va a votare, vota A, vota B, sì, però bisognerebbe anche fare capire come ha governato A o B precedentemente. In questo caso qua purtroppo in Campania e Puglia non si è governato bene, almeno appunto come si legge nell'articolo della voce.info, per quanto riguarda la spesa per un miglioramento dei servizi di sanità. Per cui diciamo, non capiamo perché PD, sono due governatori del PD, Emiliano De Luca, dicono no all'autonomia, perché dicono che così si cristallizzano le differenze, le disparità sociali tra nord e sud. Se però un governatore, in questo caso di due regioni del sud, ha a disposizione i soldi e non li spende, allora non è più un problema di autonomia, è un problema che quel governatore non va bene e forse bisognerà cambiarlo, sperando che quello che verrà dopo sia in grado di spendere i soldi, perché altrimenti possiamo dare soldi, come vorrebbero il PD, lo SVIM, il M5S al sud, ma se poi non vengono spesi, a quel punto lì creiamo debito, freniamo le regioni che possono correre, senza però far del bene ai cittadini, i quali continueranno
parliamo in ambito sanitario, a prendere la valigia e venire al nord, e il loro miglior ospedale è il treno. Detto ciò, amici, ci sentiamo la prossima settimana, ragioniamoci sopra. Giuliano Zulin, Radio Libertà, sempre con voi, e immancabilmente vi auguro una buona autonomia. Ciao! Avete ascoltato Regioniamoci Sopra.